Il percorso di avvicinamento al nuovo codice di deontologia medica farà tappa a Venezia il 27 gennaio 2024. Il convegno, alla presenza del Presidente anche Filippo Anelli, tratterà in questo caso di comunicazione, disinformazione, cioè la problematica di quelli che sono i messaggi scientifici al cittadino che molte volte attraverso i media, soprattutto attraverso internet, si mescolano a quelli che sono i messaggi pubblicitari. Le problematiche sono di grande interesse economico perché il cittadino a volte è indifeso a discernere quelli che sono comunicazioni scientifiche o messaggi pubblicitari. Le branche interessate chiaramente sono quelle che interessano il cittadino dal punto di vista dell'odontoiatria, cioè le protesi in una sola giornata, una dentatura sana, un sorriso da esibire in poco tempo e magari anche a prezzi molto più bassi rispetto a quelli che sono i mercati anche a livello italiano. Oppure diete miracolose, cioè noi purtroppo abbiamo un tasso di obesità importante, abbiamo degli stereotipi per quanto riguarda il fisico e la nostra immagine differenti e ci vengono somministrate immagini anche di diete, di prodotti che in poco tempo riportano il corpo a un peso normale. E per ultimo, o non ultimo, anche tutto quello che sono le problematiche della chirurgia estetica, dalle protesi additive anche in giovani età, per esempio per quanto riguarda il seno, a tutta quanta la problematica dei tatuaggi, ai pentimenti, alle complicanze che ci possono essere nei soggetti. Tutto questo perché qualcuno deve anche spiegarci la biologia del corpo umano, che ha delle regole fisse e che molte volte vengono superate da quelle che sono le idee che ti possono dare a livello pubblicitario, alla base sempre l'interesse economico.